Palladio è sempre collegato alla bellezza, questa volta lo vogliamo collegare alla produzione, all'economia. Palladio non crea dei luoghi per villeggiatura, Palladio crea delle fabbriche, una specie di proto-nord-est. È un Palladio inedito, quello presentato a San Martino di Lupari nell'ambito di una serie di conferenze organizzate dal Palladium Museum con il sostegno dell'assessorato alla cultura della regione. Un Palladio protagonista non solo dell'arte, ma anche del boom economico che caratterizzò il Veneto del 1500 e che oggi può essere riletto e preso ad esempio anche in occasione dell'Expo di Milano. Se vogliamo che l'export e il turismo, che sono le due facce della stessa medaglia, siano in qualche modo la medicina per la nostra economia del futuro, 10 miliardi facciamo oggi da turismo di fatturato, siamo la prima regione d'Italia in proporzione sull'export, la qualità e la bellezza sono il condimento del nostro prodotto e il Palladio, la nostra qualità delle ville venete sono l'essenza di tutto questo. Ma come l'architettura di Palladio si inserisce nello sviluppo economico del Veneto di 500 anni fa? I committenti delle ville palladiane sono prima di tutto degli imprenditori, nel campo agricolo e non solo nel campo agricolo. In secondo luogo perché i committenti dei palazzi urbani, a questo punto penso soprattutto alla città di Vicenza, sono uomini d'affari internazionali. Nel corso delle serate, la prossima venerdì a Villa Fantina di Piombino Dese, oltre agli approfondimenti non mancano le curiosità, gli aneddoti e le sorprese riguardo al Palladio e dunque più in generale alla nostra storia. Quando gli americani devono costruire la Casa Bianca scelgono una villa veneta, che la Repubblica Serenissima era in quel momento una delle rarissime repubbliche in un'Europa di monarchie assolute.